97, in quel mese e mezzo quando lui stava in rianimazione, lì lo ha pensato e poi quando è tornato a casa ha cominciato a scrivere, ma dopo un anno ha cominciato, erano prima delle poesie, poi c'era un'altra stesura sempre di poesie, poi la terza stesura, sono quindi 4 stesure di questa stessa opera. E l'ultima, quella definitiva, abbiamo cercato di pubblicare insieme a Francesco Lioci, che è il suo nipote, dottorando in lettere moderne. L'ha studiato anche in linguistica, l'ha studiato insieme ai suoi compagni di studi, l'ha fatto vedere a critici letterari, ed è apparso una cosa veramente innovativa, un esempio di letteratura moderna che non c'è sul mercato, una cosa come, io lo confronterei un po' al Werther di Goethe, il giovane Werther, che è stato, il giovane Goethe quando ha pubblicato quel romanzo ha sconcertato tutta l'Europa, perché era una cosa dove si parlava di cose pubblicamente e fortemente che prima non si scriveva in questa maniera. E Pier Giorgio qui dentro in questo libro scrive come oggi ancora non si scrive. Lui una volta mi disse: i romanzi che adesso sono in circolazione non mi piacciono più perché scrivono tutti uguali. Non mi piace leggere, portami qualche altra cosa. E allora si è buttato sulla filosofia, sulla bioetica, su libri, sulla saggistica. Questo qui forse è un'eredità che lui ci vuole lasciare di se stesso, dell'uomo Welby, dell'uomo letterato, l'uomo artista, l'uomo che fotografa praticamente anche la vita e ce la ributta in faccia anche nelle sue facce veramente crude. Vi voglio leggere un brano. Show Must Go On, 9 agosto 1945. Non sono passati nemmeno 3 giorni che gli Yankee offrono il bis. Ladies and gentlemen, signoritas e caballeros, meine Damen und Herren, ecco a voi, nello splendore del cinemascope, la bomba al plutonio. Uno stronzo di sinistra ha detto che la storia si ripete sempre, la prima volta come tragedia, la seconda come farsa. Cazzo se è vero. Lo spettacolo è un fiasco, la propaganda dichiara 40.000 morti, ma sul terreno si fa per dire non ci sono più 20.000 miseri cadaverelli. Strabone dice che erano pure sotto misura. Il pubblico pagante rumoreggia, fischia, rivuole indietro i soldi delle tasse, si cercano i responsabili del flop. Oppenheimer, che già sognava di debuttare a Broadway, tenta il suicidio, si salva solo perché è un mezzo comunista e lo vogliono processare. Il governo si scusa e promette solennemente che in Cina andrà meglio. Hanno fatto i conti senza Belzebù, che a fare pentole e coperchi sarà pure un gran casinaro, ma in fatto di atomiche bisogna lasciarlo stare. Un giorno, mentre passeggia nel girone degli avari, trova $1, lo raccoglie e sta per fare la solita battuta nazional pubblicitaria. Di chi è questo? Ma guardando la faccia di un checca con i boccoli stampati sul verdone, si accorge che sopra c'è scritto In God We Trust. Allora, incazzato nero, passa la ricetta a Mazzalimoni a quei senza Dio dei russi, e siccome del diavolo si può dire di tutto, ma non che gli manchi il senso of humor, adopera come postini in Rosenberg 2 ebrei che Hitler si è scordato di ammazzare. Niente paura, ad ammazzarli ci pensano gli americani. Ma nella patria del hot dog niente camere a gas, li arrostiscono sulla sedia elettrica. Qui in questa pagina c'è un compendio di storia, c'è un riassunto di quello che lui ricorda e come l'hanno vissuto i sessantottini.
Lui andava in quei tempi quando gli studenti protestavano contro, insomma, un po' contro tutto. Si ricorda di quelle strade come lui le ha percorse nella città di Roma, Valle Giulia, dove si doveva rifugiare nei portoni perché non poteva più correre bene e c'erano degli amici che lo aiutavano, lo trascinavano, lo mettevano appunto dentro il portone per non essere presi dalla polizia. Poi ci sono altre pagine, come per esempio questa, dove parla praticamente di se stesso. È stato ieri o 1 miliardo di anni fa? È successo veramente o sono prigioniero di un gioco iniziato per caso e che non riesco più a interrompere? Quando ero bambino mi divertivo a camminare con gli occhi chiusi, contavo i passi, mormorando i numeri velocemente, tutti d'un fiato, poi li riaprivo e voltandomi guardavo quanta strada ero riuscita a percorrere. Per rendere il gioco più eccitante immaginavo di non poter più aprire gli occhi. Quando il terrore diventava paralizzante li aprivo di scatto e preso da una strana vertigine mi guardavo intorno scoprendo colori e forme che non avevo mai notato prima. Perché adesso non riesco più ad aprire gli occhi? Perché non appaiono le fate, i maghi, gli elfi e tutti gli altri esseri incantati che possano ridarmi le mie gambe, le mie mani stregate, i miei passi, le mie corse che finivano sempre tra le tue braccia? Mi mancano i tuoi abbracci, i tuoi baci ruvidi, l'odore di tabacco e sicurezza, la tua mano forte dalla quale fuggire per poi tornare e le parole che mi spianavano la strada e le corse sui prati che tu mi lasciavi vincere. Dio, Dio, voglio correre. Qui parla appunto della sua disabilità, però è diventato quasi poesia. Infatti io ho ancora salvato a parte un pezzo come era prima, lui poi lo ha allargato in questo brano di prosa. Desiderio esaudito, in cambio di quello che la vita mi ha tolto, a parziale risarcimento mi viene data da una carrozzina ortopedica di un bel blu oltremare, in modo che il culo abbia l'impressione di riposare in un eterno semicupio marino, cromata come un'Harley appena uscita dalla fabbrica, aerodinamica quel tanto che basta per farmi provare l'illusione della velocità. Manca il casco, ma chi se ne frega. Non dovrò più preoccuparmi delle cadute, dei cedimenti improvvisi, delle ginocchia, dei gradini. No, cazzo, dei gradini devo preoccuparmi. E la storia ricomincia. Dove prima inciampavo, adesso mi blocco. 2 militari mi alzano di peso per farmi superare la scalinata che porta al seggio elettorale. Un ascensore in panne mi lascia per ore nel sottoscale della ASL. L'unico percorso che non mi riservi imprevisti è quello che va dal letto alla tazza del cesso. Qui è una cosa un pochettino più differente. Tac, 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 brevi scatti decisi delle sue dita sul wangler e il mio torace nudo aspetta il tepore sconosciuto delle labbra, come sei pallido e magro. Dead man walking, si è accorta che sono morto. Strano, ero riuscito a ingannare tutti. Ero già morto nell'oasi dei Nespoli e cedi del Libano, ero morto sulla spiaggia di meduse e colibri, e la luna, affogando nel vaso dei pesci rossi, aveva singhiozzato. Sei morto, perché voi ostinati